Amici del Trevignole, Ghessè nel senso che è la stagione delle castagne e dei marroni, ottobre, insomma. Che vari modi per fare i marroni e le castagne. Intanto capite bene la differenza fra una e l'altra. Allora, mi sono andato nei libri, perché dice marroni e invece le castagne. Allora, le castagne legate di una forma molto ben definita. Gli schizzai su un lato e una buccia bruno scuro, cioè molto, molto resistente fra l'altro. I marroni invece sono più grossi delle castagne, c'è una buccia più chiara, a strie, e quindi insomma più grossi, dai, disente. Si vede sul poi queste strie, ecco. Come si fa i marroni? Che vari modi anche qui, cioè rostiti, penso che anche abbrasati, bolliti, che anche le castagne glassate, ma vabbè, vedete. Allora, le castagne, non i marroni, le castagne arrostite, credite anche a caldaroste. Prima le tu bisogna tagliarle, mi ha sempre insegnato che le va tagliate non sulla parte curva, ma su quella piatta interna, perché dopo le savezze meglio. Funziona, vi dirò che funziona. Quando le tagliate, perché sennò dopo le scioppa, diventa mortaretti, fuochi d'artificio, bisogna metterle nella padella per le caldaroste, quella di solito con i busi. Non è quella, guarda, fai come me, carta da forno, che le mette sopra, tagliate, e dentro finché non vedete che le diventa un po' nere, ogni tanto le volte, chiaramente, perché sennò. Le castagne brasate invece, chi le bisogna un po' strusciare, cioè i marroni, brasai, crudi va tagliati con i coltellini ben filati, dove tirare via anche la pelle intorno, oltre alla buccia anche la pellisina interna, e lì che vuole pazienza, olio di gomito e pazienza. Poi di una padella anche aderente, perché sennò stacca tu, gli butta dentro un po' di burro, quindi erbe alloro, timo, rosmarino, quel che è, insomma, quel che vi piace di più. Quartezzo tu con brodo di carne o brodo di dado, faccia che è il dado a casa, e in forno per 200 gradi, a 200 gradi per 3/4 d'ora. Cercate di quettare i dischi la padellota che non evapora tutto il brodo prima che si accorti, insomma. Finì, potete mettere sopra un po' di pepe e poi essere buono, sempre come contorno per carni rosse o pollame volatili, insomma. Meglio ancora, secondo me, le castagne bollie, cioè occhio che qua che sono robe, e per ogni chilo di marroni, di castagne, quel che troppe, 3 litri di acqua, ogni chilo 3 litri di acqua, un cucciar grosso di sal grosso, e anche qui un par di foglie di alloro, taglia queste qua sempre sulla parte piatta, e quindi fai bollire. Tempo per un chilo 3/4 d'ora. Guardi bene che alla fine quel che conta è che le sia tenere queste castagne. Poi le scolè e bisogna tirare via la buccia proprio subito, non aspettare. E quindi potete anche passarle
al crivel, fare una specie di purè e anche qui va bene come contorno. Le castagne glassate, se parte chi dice dalle caldarotte già pronte, cioè quelle che fate in forno o con la padella con i busi, anche qui bisogna tirare via la buccia e le pedicine, e poi in una padella antiaderente bisogna mettere che 100 grammi di zucchero da far colare e un bicchiere di acqua, quindi ferro, rosolare le castagne, continui a girarle in modo che sta glassa qua la liquetta tutta, e poi su una teglia e le fai raffreddare ed è pronta. E se no ne a festa de parte, a festa de drena, e le trovi già pronte e che sono da staccarle. Tu qua.